Amici dell'Hockey Pista, un ben trovati, si parte, finalmente comincia la stagione 2024-2025 anche dal Palla Regnani di Scandiano per questa prima giornata della Coppa Italia Serie A2, Girone A. Scandiano che ospita Seregno, un buon pomeriggio da Salvo Fratello, come c'è Sandro Rainieri al quale chiedo subito che partita ti aspetti, Sandro?
Partita, bella domanda, perché sono molte aspettative, molte attese. Questa squadra che non è completamente rinnovata, ma dei nuovi innesti, a cominciare dalla guida tecnica, che sai che quando cambia la guida tecnica c'è sempre molta più curiosità rispetto anche tecnicamente come sarà la squadra e come difenderà, come attaccherà, insomma le tante situazioni di gioco che ci saranno, e siamo curiosi, almeno io sono molto curioso di vedere come e allora ti chiedo anche subito, visto che c'è un coach nuovo a Scandiano, coach Enrico Mariotti, grande esperienza, anche da lui insomma ci aspetta tanto perché è una guida esperta. La guida esperta, e lo diceva prima anche nell'intervista pre-partita, non vedeva l'ora di tornare ad allenare, sicuramente trasmetterà l'entusiasmo che ha anche ai suoi ragazzi, che stasera affronteranno un Seregno che è una squadra che quasi completamente quella dell'anno scorso, c'è l'innesto di Enea Pasquale, e coach Luca Giaroni sicuramente metterà in pista una squadra combattiva, e l'abbiamo visto anche l'anno scorso e ci aspettiamo anche quest'anno questo tipo di partita. Scandiano ha una curiosa maglia gialla nuova, il centro Palmer, il main sponsor del roller hockey Scandiano. Quest'anno squadre schierate ora in pista. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni intanto in pista. Andiamo con le formazioni, così poi andiamo in live. Per quanto riguarda Scandiano, che dicevi tu, in divisa completamente gialla, coach Enrico Mariotti in panchina, Vecchi, Raveggi, Barbieri, Niccolo Busani, Rocca, Deinite, Stefani, Beato, Busani, Riccardo e Montecroci. Dall'altro lato invece per Seregno, guidata da coach Luca Giaroni, confermato lui invece alla guida di Seregno, Dimone e Reggio sono i due portieri, poi abbiamo Piazza, Chirino Diaz, Tessarolo, Luca Tremolada, Alberio, Marco Tremolada, Pasquale e Vaghi. E quindi squadre che hanno guadagnato intanto il centro del campo. Sandro, ti chiedo invece, Seregno ha confermato tanti elementi, ha confermato il tecnico, è una squadra che può sfruttare questa unità nella nuova stagione. Diciamo che sì, è il secondo anno che giocano insieme, quindi da questo punto di vista è una garanzia, anche se l'anno scorso si è piazzato al penultimo posto, poteva fare forse qualcosina in più, visto che comunque le potenzialità le ha, i giocatori li ha. Quest'anno sicuramente partirà anche per rimanere in un gruppone di un campionato che si preannuncia equilibrato, perché comunque se Scandiano punta al vertice ci sono anche tante altre squadre che puntano al vertice. Questo sarà un altro discorso quando comincerà il campionato. Ora c'è la Coppa Italia, che sicuramente un traguardo ambito da tutte le squadre. Stasera ricordiamo che ci giocherà oltre questa partita anche Pico Mirandola contro Correggio, riposa il Modena. Sempre nel girone A, come dici tu, Coppa Italia, il cui detentore è Viareggio, che quest'anno è in Serie A1, l'anno scorso Scandiano ha chiuso al secondo posto nel proprio girone A, e Seregno invece ultimo nel girone. Per quanto riguarda la Serie A2 sappiamo tutti c'è questa novità dei playoff, insomma, che per chi punta in alto possono essere quell'aggancio in più per provare ad arrivare in Serie A. Guarda, era ora, perché veramente i playoff sono partite che aiutano tantissimo per la crescita dei ragazzi. Immagino che poi l'anno scorso il campionato è stato equilibrato fino all'ultima giornata, quindi c'è stata una sorta di playoff alla fine, anche se in realtà non c'erano. Però immagino una squadra quarta o quinta in classifica dove va su solo la prima, le ultime 3-4 giornate, cosa da chiedere al campionato. E quindi permettimi di salutarmi il mio amico Paolo Virdi, addetto stampa di Seregno, che questa sera non può essere qui per posti influenzali, un grandissimo compagno di viaggio per tante telecronache, almeno per quanto riguarda personalmente. Lo saluto, ci siamo sentiti prima, ci teneva tanto a essere qui, gli faccio i complimenti come gli ho fatto prima per come ha commentato i mondiali insieme a Francesco Ferrari, Lorenzo Venè e Gabriele Pellizzaro. Andremo a vedere tra un attimo anche quelli che sono i quintetti iniziali, perché vedremo chi guadagnerà la pista da entrambe le parti, vedremo anche quale sarà il primo quintetto della stagione per Scandiano. Insomma, abbiamo detto coach Mariotti alla prima assoluta alla guida di Scandiano, anche se non è la prima esperienza qui a Reggio, perché lui è cresciuto nella Reggiana, la storica Reggiana, insomma, nel momento in cui era la squadra
forte, fortissima, e lui è cresciuto proprio qua. Io c'ero, l'ho visto fortunatamente ed era veramente una gioia vedere questo ragazzo appena 16 anni, 17 anni arrivare e fare gol da tutte le parti, diciamolo, perché dopo ha avuto un'escalation notevole. Ci vorrebbe mezza giornata di ferie per andare a elencare quello che ha vinto, dall'oro mondiale all'argento mondiale, 2 bronzi, un bronzo alle Olimpiadi, un oro agli europei, 2 argenti agli europei, 2 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali, 1 supercoppa europea, 5 Chelsea, 2 campionati spagnoli, 10 scudetti italiani, 10 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa di Lega. Questo solo per quanto riguarda il giocatore. Esatto. Ed allenatore ha fatto 2 squadre e ha vinto una Coppa Chelsea, una Coppa Campioni, scusate, Aureus, e una Coppa Italia col Colonica. E allora, quelli che sono i quintetti iniziali, quando si parte in questo momento, Scandiano con Raveggi, Nicolo Busani, Stefani, De Nite e Roca. Intanto parte però la prima azione con Seregno che controlla con Chirino, chiuso nell'angolo proprio dalla marcatura di Roca, dietro verso Pasquale che fa ripartire ancora l'azione di Seregno. Baghi, giovanissimo, confermato con Seregno, prima conclusione, respinge Raveggi, poi palla che va dalle parti di Nicolo Busani e può ripartire, può provare a ripartire Scandiano con 43 secondi sul cronometro, ricordiamo 25 minuti per tempo, ovviamente con la possibilità di interromperlo con time out. Intanto Stefani, che è uno dei nuovi per Scandiano. Roca dietro la porta, c'è proprio Stefani, poi continua l'azione offensiva di Scandiano, c'è stato anche un retropassaggio, allora si riparte con Busani che esce dalla propria metà campo, 13 secondi per chiudere l'azione offensiva, va giù De Nite e riparte con Chirino Diaz. Seregno, respinta di Busani, adesso partenza subito vivace, ce lo aspettavamo perché insomma c'è grande carica da entrambe le parti. Attacca ancora Seregno con Piazza, poi si riparte. Il tentativo di Pasquale, palla recuperata da Busani che prova la conclusione, respinta di Dimone e ancora azione Scandiano con De Nite. Roca, Busani, anzi è Stefani che avanza, entra in area, poi non prova la conclusione anche se lì poteva magari pensarci. Ancora De Nite, palla che rimane comunque in pista e può rilanciare l'azione offensiva con un'altra conclusione. Seregno, preparato da Scandiano, 22:50 sul cronometro, deviazione, Dimone allontana, Roca riceve, attacca ancora Scandiano, 36 secondi, si è azzerato il cronometro perché c'è stato il tocco del portiere di Seregno. Stefani entra in area, anche qui c'è un tocco ma ha recuperato la formazione lombarda con Chirino. Si ferma, intreccia con l'arbitro. Ora si riparte, Baghi, Piazza. Seregno che adesso prova a gestire l'azione offensiva, la conclusione deviata proprio davanti a Raveggi, palla che è recuperata da Scandiano e può ripartire con Stefani. Si riparte ancora da dietro con Roca, 5 secondi per uscire dalla propria metà campo e poi ancora Busani, respinta, Roca, ancora Scandiano, 21 secondi sul cronometro per chiudere questa azione d'attacco. Roca, Nicolo Busani prova la conclusione, deviata, palla che è ancora in pista e allora si può ripartire. De Nite, altro confermato tra le fila di Scandiano. De Nite, un tocco e azione che riparte con Seregno. Piazza, ora lo scambio e poi la conclusione la tiene lì Raveggi, palla quasi persa da De Nite, poi recuperata prontamente dal numero 7 di Scandiano. Oggi
in completa tenuta gialla. Stefani, Roca, ancora Stefani. 20 e 45 da giocare ancora in questo primo tempo, sempre 0-0. 24 secondi per chiudere l'azione offensiva. Roca si ferma, fermato qui da buon intervento di Quirino Diaz. Roca, ancora palla per Scandiano, 9 secondi per chiuderla. Stefani deve concludere, 5 secondi. Roca, la conclusione dalla distanza. Piazza va a recuperare palla e riparte Seregno. Sandro, comunque si è partiti con tanta vivacità, poche conclusioni forse in questo avvio. Non sono ancora entrati in area le due squadre, adesso ci prova De Nite che serve Busani, che serve lì, finisce fuori di poco, forse la prima occasione di questa partita che ha preso un bel ritmo, stanno imprendendo un bel ritmo le due squadre, però primo fallo di squadra ora ai danni dello Scandiano. La prima vera conclusione è venuta adesso con De Nite, finita fuori di poco, squadre che si sono un pochino divise i possessi, non è ancora successo granché, tanto questo tiro da lontano, preda di De Nite che porta subito in contropiede alla squadra e tenta la conclusione personale sulle gambe di Piazza, poi c'è la spinta di Sirino che fa sì che si pareggino anche i falli di squadra 1-1 per 5 minuti e 22 secondi di gioco, sempre 0-0 il punteggio, partita ancora equilibrata che non ha ancora visto prevalere una delle due squadre, poche conclusioni, appunto in area non ci sono ancora finite. C'è adesso questo tentativo per Scandiano che potrà provarsi con questa battuta dal vertice sinistro dell'area, la tocca Dimone e si torna ancora con Scandiano che però sta mantenendo comunque, come dicevi anche tu, un po' di prevalenza territoriale in questo avvio. Roca riceve e poi costretto a tornare indietro, anche Seregno abbastanza organizzata, la squadra di coach Giaroni. Roca va a concludere, ancora la palla rimane lì dall'altro lato del campo, la pista con Stefani. Qui la perde il numero 6 di Scandiano. Allora Pasquale, Quirino, tocco che quasi beffa la retroguardia di Scandiano, che adesso può ripartire. Ancora Seregno, la respinta di Raveggi, poi De Nite, 2 contro 1. De Nite può provare la conclusione, la lascia lì all'indietro per Roca che tenta la giocata volante ma senza concludere. Ancora 30 secondi sul cronometro per questa azione offensiva per Scandiano. De Nite, palla lì, forse qui c'è un fallo non ravvisato dall'arbitro Marcello Di Domenico e allora si riparte con Seregno che ha recuperato verso Piazza, anticipato da Stefani che però qui viene beffato dalla traiettoria, poi la conclusione di Pasquale che non inquadra la porta, ci prova Quirino Diaz, ancora una respinta di Raveggi. Può ripartire Scandiano, qui palla fermata dal direttore di gara e rimane a disposizione di Seregno, prova a girarsi, qui c'è fallo, secondo, però forse Sandro lì, De Nite e Roca potevano fare qualcosina in più sull'azione precedente nel 2 contro 1. Un po' imprecisi, Seregno adesso sta giocando un po' meglio, cercano spesso la conclusione da lontano con l'uomo davanti, abbiamo visto che finora ha creato qualche problema come adesso a Raveggi che comunque si è dimostrato pronto, Scandiano che può ripartire in contropiede perché gli sono stati lasciati un paio di 2 contro 1 che sono stati sfruttati male fino a questo momento, quindi vediamo un pressing molto alto di Seregno, vanno a prenderli proprio da lontano, anche il portatore di palla, poi stanno molto vicini, squadra ben organizzata, cosa Seregno di Giaroni. Assolutamente sì, insomma molto organizzata, molto ben messa in pista, sta coprendo un po' tutti gli spazi, in qualche modo Scandiano può provare, adesso anche con Roca che qui la mette dentro e passa in vantaggio Scandiano con Andrea Stefani che quindi trova il primo gol della stagione 2024-2025 e un nuovo arrivo e insomma porta in vantaggio Scandiano, una bella azione
Una bella azione, Andrea Stefani è un ritorno perché era stato a Novara l'anno scorso, prima Vercelli poi a Novara, era famoso per non essere un gran realizzatore, quest'anno ha realizzato la prima rete, quindi complimenti a lui che ha aspettato a concludere che il portiere si sedesse del tutto di Moni in questo caso e ha colpito sotto la traversa, poi la palla è andata dentro, bravo. Adesso subito dall'altra parte Sirino impensierisce molto, Raveggi dall'altra parte ancora Stefani, non riesce a mettere la palla in mezzo, tarda quella frazione di secondo che poteva permettere a Scandiano di raddoppiare, quindi nulla di fatto. A 16:43 dal termine del primo tempo Scandiano in vantaggio per 1-0. Grazie alla marcatura di Stefani che insomma ci raccontavi tu essere un gradito ritorno, insomma l'anno scorso ha giocato, si è diviso tra Vercelli e Novara, ha giocato in A1, ha giocato anche in A2, comunque è un inserimento importante agli ordini di coach Mariotti. Adesso la risposta di Seregno che prova a giocarla con Pasquale, piazza Chirino, adesso è Scandiano a posizionarsi nella propria metà della pista in maniera ordinata, piazza, si ferma, prova ad aggirare, è proprio la marcatura di Stefano. Chirino, Diaz. 5 secondi per chiudere l'azione per Seregno che deve provare una conclusione dalla distanza. Si riparte perché c'è stato un tocco della retroguardia di Scandiano, allora ancora 39 secondi a disposizione della formazione lombarda. Con Chirino, scambio con Piazza, prova ad andare Chirino fermato da Stefani e si riparte con Rocca. Stefani 4 contro 3, Stefani va a appoggiarla, così De Nite, il tocco di Dimone, e poi deve ripartire proprio Seregno con Pasquale, che invece è un nuovo arrivo per Seregno, ex Hockey Trissino, quindi inserimento in una formazione ben rodata come quella di Seregno. Vaghi. Tanto è entrato Andrea Beato, un ritorno anche per lui perché è stato a Scandiano quando c'era coach Crudeli e mai dimenticato, ha disputato un'ottima stagione nel Model l'anno scorso, si è fatto valere come playmaker, ha cambiato un pochino il ruolo nel corso degli anni. Andrea, io lo ricordo che era molto giovane a Scandiano, ora sicuramente più maturo, può essere l'uomo che può, diciamo, tessere i fili della manovra rosso-blu. Gialla in questo caso. Esatto, adesso attacca proprio la formazione in giallo, ovvero Scandiano, con De Nite che si ferma. E come detto, appunto, l'ingresso è stato quello di Beato a posto di Busani, di Nicolò Busani. Stefani all'indietro per Rocca. De Nite attacca, prova la conclusione Scandiano, palla che non inquadra. Primo time out, lo chiama Seregno. Allora Sandro, ne approfittiamo di questa pausa per chiederti, insomma, l'avvio è stato vivace, sicuramente ci stiamo divertendo, è mancato un po' di precisione da entrambe le parti, forse un po' più per Scandiano che qualche opportunità in più l'ha avuta. Seregno ci ha provato soprattutto con conclusioni dalla distanza. Sì, soprattutto nelle prime battute, poi ha tenuto a calma la squadra rosso-blu dopo il gol, perché poteva essere presa dalle ali entusiasmi, fare qualcosa in più. Cosa che comunque non è successo, quindi Seregno si è rimesso subito in sesto, poi insomma adesso stiamo curiosi di sapere anche cosa dirà Geroni ai suoi, perché comunque diciamo Scandiano sulla carta qualcosina in più dal punto di vista tecnico lo deve dimostrare. Ovviamente è la prima partita di Coppa Italia, quindi la prima stagione sta ancora in settembre e quindi dobbiamo ancora vederne delle belle. Ci sono questi 2 mesi che ci separano dal campionato, perché poi si parte il 7 di dicembre. Tra l'altro, curiosità, Scandiano, Seregno giocherà prima il proprio impegno perché esordirà in trasferta contro Trissino il 7 dicembre. Scandiano parte la settimana dopo perché c'è una squadra in più nel girone A, proprio contro Seregno in trasferta, quindi si rincontreranno nel primo match per Scandiano ovviamente in campionato il 14 dicembre, quindi insomma sì, ne passeranno ancora, esatto. Ne passerà di acqua sotto i ponti. Intanto riprende il gioco con Marco Tremolada che perde palla per caricare a Serino. Sono entrati tutti e due i Tremolada nel Seregno, approfittando di questo time out. Intanto attacca Scandiano con Beato che
si ferma e poi va da Rocca. 13:50 da giocare in questa prima frazione, 1-0 per Scandiano su Seregno. Beato aggira adesso la porta, difesa da Dimone, poi qui forse c'è un contatto non ravvisato dal direttore di gara che lascia proseguire e allora può provare ad attaccare Stefani, che però viene fermato. Tremolada, Chirino per Tremolada, tentano il 3 contro 2 ma non riescono. Allora adesso Scandiano può attaccare 2 contro 1. Beato qui, grande intervento di Fiazza, anche se forse il passaggio di Beato è stato un po' pigro da questo punto di vista, perché c'era un 2 contro 1 abbastanza evidente. Attacca con Fiazza, la conclusione che non inquadra la porta difesa da Raveggi. I 3 contro 1 sono una brutta bestia. A parte che il 2 contro 1 di Scandiano è stato gestito male, però il 3 contro 1 si pecca troppo di altruismo, si guarda in giro e si perde poi il filo dell'azione, quindi è quello che è successo al Seregno poco fa. E questo caso però era stato altruista Beato, ma purtroppo gli è stato anche, c'è da dire, l'intervento di Fiazza. Adesso prova a ripartire Seregno con Luca Tremolada, la fascia di capitano, intanto va giù Fiazza, c'è fallo numero 3 commesso da Scandiano. Si comincia a intravedere un po' di stanchezza nelle due squadre, sono un pochino più lunghe in questo frangente, siamo quasi a metà del primo tempo, si sente che comunque la preparazione un po' appesantisce le gambe. Riparte Seregno, qui la conclusione di Chirino sporcata da Roca, poi lo stesso Roca va a recuperare palla e a servire Beato, che supera la linea di metà pista, poi torna indietro da Roca. Ancora Beato, lo scambio, Roca, ottima l'iniziativa, qui non inquadra lo specchio della porta difesa da Dimone e allora si riparte con Fiazza. Seregno può attaccare, c'è anche Luca Tremolada, arriva anche Marco Tremolada e adesso Chirino Diaz. 32 secondi per chiudere l'azione offensiva per Seregno. Fiazza gestisce, poi va all'indietro da Marco Tremolada, avanza il numero 33 di Seregno che aggira la porta difesa da Raveggi. Qui ottimo intervento di Denite, allora può ripartire in contropiede Scandiano, squadre molto allungate in questa fase. Beato prova a recuperare Fiazza verso Marco Tremolada, adesso attacca Seregno, Marco Tremolada prova la conclusione, non inquadra e la palla è in favore di Scandiano che potrà ripartire. E come dici tu Sandro, si sono un po' allungate le squadre mentre nel frattempo rientra Niccolò Busani. C'è un pochino troppa foga di andare a concludere, vedo che si vuole spaccare il mondo, bisogna cercare un pochino di ragionare, giocare un pochino più di squadra, perché va bene, le capacità ce le hanno i giocatori. Adesso in questo caso Rocca si libera del suo avversario, tira il palo esterno, si era liberato bene di Piazza, poi attenzione, poi recupera la palla Beato, concede il fallo di squadra contro Scandiano di Domenico, quindi il quarto fallo di squadra contro uno del Seregno, 11:20 al termine. Attenzione che prepara il tiro Sirino, ci mette un po' troppo a caricarlo, quindi riesce a ribattere la difesa del Roller Rocca Scandiano, che riparte con il galiziano Rocca per Stefani, pressa sempre alto Seregno, ora Beato, Rocca per Barbieri che è entrato da poco. Lollo Barbieri, grande protagonista della scorsa stagione, una grande stagione per lui. Poi Stefani si cespica un pochino nel controllo e permette a Luca di Tremolada di ripartire. Sirino subito, difesa scandinava schierata, Fiazza tiro da lontano, stavolta non c'era nessuno anche a poter dar fastidio a Jacopo Raveggi, che dà un pochino inoperoso. Sì, finora diciamo non ha dovuto compiere troppi interventi, forse qualche ripartenza di Seregno che l'ha messo in difficoltà. Hai fatto bene a correggermi perché era Barbieri a essere entrato, non Busani, in precedenza, e quindi primo ingresso per un altro dei confermati tra le fila del roller hockey Scandiano. Tanto attacca con Beato, la formazione di coach Mariotti, tiene a distanza Tremolada, poi va ad appoggiarsi proprio a Barbieri dietro la porta difesa da Dimone. Qui c'è il fallo numero 2 commesso da Seregno. Finora non tantissimi falli, 10 minuti e 8 secondi da giocare. Scandiano che ha 10 secondi per chiudere l'azione offensiva. Beato all'indietro per Roca che deve arrivare a conclusione, conclude sulla traversa e palla che esce
dalla pista. Esce dalla pista, però qui Sandro, altra opportunità per Scandiano, altro legno se vogliamo chiamarli così. Il Dimone è stato un po' sorpreso perché era coperto, però Scandiano parte sempre con un uomo dietro e a volte è marcato, di fatto è un 3 contro 3, stavolta era libero Rocca, ha sfruttato il blocco del suo compagno, ha dato il tiro più per metterla in mezzo che per andare al tiro, la palla è finita sulla traversa, si fa gol anche così. Esatto, si fa gol anche così. Intanto cambio anche per Seregno, è entrato Riccardo Alberio proprio qualche istante fa, adesso riparte Scandiano con Beato, Stefani, Rocca, gestisce palla e poi va ancora da Stefani, autore dell'unica marcatura arrivata finora in questi primi 15 abbondanti di gioco in questo primo tempo. Beato prova ad utilizzare il blocco portato da Barbieri, poi Stefani e ancora lui, 2-0 per Scandiano. Beh, partito già finora con una doppietta, buona la partenza di Andrea Stefani, decisamente buona. E questo è un gran gol, complimenti a Andrea che adesso esce, va a prendersi i complimenti di tutta la panchina e di tutto lo staff, veramente un gran gol, ha lasciato sul posto l'avversario con una doppia finta, un piazzato di colpo, palo gol, applausi. Riparte Luca Tremolada, ora Seregno sicuramente non ci sta, un bel tiro questo, però parato bene da Raveggi, poi bravo Beato poi ad anticipare Alberio, il 3 contro 2, Busani, tiro Dimone, respinge qua, 3 contro 2, tiro da posizione centrale, bravo il portiere Brianzolo, ancora Rocca con Busani, sempre l'uomo lontano, cercano Beato, ora è marcato da Marco Tremolada, cerca il blocco, vanno a sfruttare, questo è un cartellino blu per Alberio perché ha spinto il suo diretto avversario contro Beato, quindi ha spinto Barbieri contro Beato, quindi tiro diretto, Domenico era lì e non poteva esimersi. Assolutamente sì, insomma non un buon modo per entrare perché è entrato qualche istante fa. Alberio però è un fallo evidente, adesso lascia per 2 minuti. È entrato Stefani per girare, perché vuol cavalcare proprio il momento. Esatto. Era appena uscito per Busani, adesso è rientrato. Seregno che giocherà, ovviamente dipende tutto dall'esito del tiro diretto, dovrebbe momentaneamente rimarrà, se non dovesse segnare ovviamente Scandiano rimarrà con un uomo in meno, ma vedremo intanto l'esito del tiro diretto. Andrea Stefani che può portare anche a 3 le proprie marcature, dall'altro lato c'è Dimone, qui c'è stato come detto il cartellino blu per Alberio. 8,52 da giocare in questa prima frazione, può provare Stefani contro Dimone, Stefani respinta di Dimone, allora si resta sul 2-0 ma Seregno 2 minuti con l'uomo in meno. Beato può provare a ripartire Scandiano che adesso come detto è in vantaggio numerico, quindi può gestire la palla anche con maggiore calma. Si chiude Seregno a protezione della propria area. Rocca, Denite, Stefani ancora per Denite, può provare la conclusione, toccata, palla che rientra in pista e allora si riparte con Stefani, Denite, ancora Stefani. Azione avvolgente di Scandiano, ovviamente Seregno rimane rintanata. 8 secondi per concludere la respinta di Dimone sul tiro di Denite, c'è ancora da soffrire per Seregno. Attacca Rocca, poi Denite, Rocca, 33 secondi per chiudere l'azione offensiva. Stefani respinta e qui Seregno può provare a distendersi con Marco Tremolada, cerca Pasquale, gran rubata qui di Stefani che si guadagna gli applausi del Pallaregnani. Beato, Stefani, ancora per Denite, lo scambio tra i due, prova ad attaccare ancora Scandiano, 30 secondi da questo momento per chiudere l'azione offensiva. Beato, Rocca, Denite e poi Stefani, ancora Rocca, Stefani, conclusione, grande intervento di Dimone ma Scandiano che resta ancora lì. Rocca, Denite, Rocca, subito giro palla veloce Stefani, Rocca, Beato, respinta ancora di Dimone che si sta disimpegnando bene in queste opportunità per Scandiano. Adesso qui Seregno rilancia con Luca Tremolada
E allora ancora in attacco Scandiano. De Nite rientra perché sono passati 2 minuti. Tessarolo che fa il primo ingresso del proprio match per Seregno. Ancora Scandiano, 30 secondi per chiudere l'azione. Rocca deve velocizzare l'uscita dalla propria metà campo, allora si va a rintanare sulla sinistra, poi fermato da Tessarolo, aggira la porta di Dimone, all'indietro per Beato, avanza il numero 10, ancora Beato, prova a metterla in mezzo, rimane lì Roca, respinta di Dimone, ancora Beato, ma poi Tessarolo perfeziona il recupero. 6 e 10 da giocare in questa prima frazione, 2-0 per Scandiano ai danni di Seregno. Qui recupero di De Nite. Stefani supera la linea di metà pista e poi va da Beato. Ancora Scandiano, qui il tocco che favorisce l'intervento di Dimone, comunque molto attento il portiere di Seregno che ha anche parato in precedenza Sandro il tiro diretto di Stefani, quindi finora nonostante lo svantaggio una buona figura quella di Dimone. Sì, l'ha presa bene, è stato molto bravo nel tiro diretto, c'è un time out in calcio questo di Enrico Mariotti. Quinto fallo tra l'altro per Scandiano, che dovrebbe essere stato fischiato. È stato molto bravo Dimone perché aveva fatto tutto bene Stefani nel tiro diretto, gli è mancata la conclusione, però quando i portieri vedono che la palla e gli vicino non resistono e si buttano in avanti, in questo caso è stato bravo. Mi è piaciuto come è gestito il 4 contro 3 il power play Scandiano, perché in queste azioni c'è anche il rischio di perdere palla, non ha mai perso palla, è andata alla conclusione pulita, però è stato bravo anche il Seregno a difendersi bene perché comunque mi va riconosciuto. Hanno cercato di sfruttare il tiro da fuori di Dimone qualche volta sono entrati anche dentro senza fortuna, e adesso secondo me il time out l'ha chiesto Enrico Mariotti anche per far prendere un po' di fiato, perché come ho detto anche prima, dalla metà in poi del tempo ha prevalso un po' lo Scandiano perché ha un po' più tecnica rispetto ai ragazzi di Luca Giaroni, che si stanno ben comportando. Adesso c'è stato anche qualche cambio, qualcuno è andato a rifiatare, vediamo anche come gestiranno questi ultimi minuti, gli ultimi 5-30 del primo tempo, con Scandiano avanti per 2-0 grazie alla doppietta di Andrea Stefani. Ricordiamo anche che Dimone, lo ricordiamo, non l'abbiamo detto prima, è stato a Scandiano 2 anni, ha disputato 2 ottimi campionati, l'abbiamo salutato anche prima durante il riscaldamento, sempre molto, ragazzo molto bravo e simpatico. E allora, andiamo a leggere quello che è intanto il quintetto di Seregno, che gioca con Dimone, Piazza, Tessarolo, Chirino e Pasquale, e attacca proprio la formazione lombarda con Tessarolo, lo scambio con Pasquale, ancora Tessarolo. Chiuso qui, intervento di Barbieri e poi Roca a recuperare. Beato supera la linea di metà pista e poi torna indietro ancora da Leandro Roca. Beato prova a sfruttare il cambio marcatura grazie al taglio di Stefani, poi qui Dimone, altro intervento per chiudere e permettere a Seregno di recuperare. Si riparte con Piazza, Chirino Diaz prova ad attaccare l'ex giocatore di Concepción, respinta di Raveggi e ancora Piazza verso Tessarolo che conclude, respinta Chirino Diaz. Piazza ancora giro palla qui di Seregno che sta tenendo palla da qualche secondo a questa parte, 17 per chiudere l'azione offensiva, va giù Pasquale che chiedeva un fallo. Poi conclusione così di Piazza. Beato porta palla e Scandiano può provare a ripartire, qui gioco di sponda, non c'è nessun compagno per beneficiarne e allora riparte Seregno con Piazza, Pasquale va ad appoggiarsi a Tessarolo, ancora Pasquale, Chirino Diaz, avanza Seregno, prova a mettere in mezzo palla, ma la difesa di Scandiano qui si disimpegna bene, ma è ancora possesso per Seregno che ha 16 secondi per chiudere l'azione offensiva. 3:35 da giocare in questa prima frazione, conclusione dalla distanza di Piazza e allora può ripartire Scandiano, 3 contro 2, la conclusione di Barbieri, qui respinta da Pasquale, palla che resta ancora
nella disponibilità del numero 29 di Scandiano. Stefani, Rocca, gioco di sponda verso Barbieri. Beato prova la conclusione sporcata da Pasquale, palla alle spalle della porta difesa di Mone. Beato può provare a uscirne, non ci riesce, e allora Chirino Diaz riparte verso Piazza. La conclusione respinta da Rareggi, conclusione però, diciamolo Sandro, così abbastanza velleitaria. Io mi aspetto molto di più da Piazza perché è un talento, e l'anno scorso aveva giocato molto bene, ha fatto un ottimo campionato, questa sera ancora non è entrato in partita, come comunque è stata anche brava Scagnara a difendere perché li ha tenuti lontani e gli costringe la conclusione da fuori. Diciamo che nella seconda metà del primo tempo Seregno ha fatto un po' meno rispetto alla prima, fa fatica ad entrare, merito della squadra di Enrico Mariotti, però in questo momento ci prova con Sirino, poi si scontra con Tessarol per mettere il contropiede scagnanese in 2 contro 1. Attenzione, bella palla di Stefani per Barbieri, respinge Dimone, poi dall'altra parte Piazza un po' inzingarata, non riesce ad entrare in area e quindi scarica sul 44 Sirino, poi Pasquale cerca un blocco di qualcuno che non avviene, mette una bella palla in mezzo sul gallo di Sirino, controllato bene da Barbieri, fuori ancora per Piazza che finta il tiro, poi scarica su Pasquale, mancano meno di 2 minuti e 55 al termine, palla dentro, non controllata da Piazza, allora Rocca tiene palla, cercherà di far trascorrere un po' di secondi probabilmente perché ci abbiamo verso la fine di questo primo tempo, con Scagnano in vantaggio, palla dentro di Rocca, cade Barbieri, nulla di fatto di Domenico, rientra Busani a posto di uno stremato Andrea Beato e poi Tessarolo cerca di avventurarsi, la balaustra bene un'uscita questa di Busani, poi è tutto chiuso, quindi riparte da Stefani finora l'MVP di questa partita sicuramente, con 2 reti realizzate, cerca sul fondo ancora Busani che esce dall'area di rigore, poi cerca il confronto, il mismatch con Pasquale, ancora 22 secondi per andare al tiro, si prova in questo momento dei lead, poi mette la palla dentro il testo di preda di Sirino che viene avanti sul 3.2, dall'altra parte Tessarolo, palla in mezzo un po' buttata lì, nulla di fatto anche in questo caso per l'attacco del Sereno che ci riprova dopo il rimpallo da lontano. Pasquale per Tessarolo, guarda, maglia gialla del roller che Scandiano, piazzata bene in questi ultimi secondi, non può andare fino al termine l'azione del Sereno, ci prova in questo momento, tiro sulle ginocchia, poi Sirino cerca il primo palo, trova la stecca di Degni che gli impedisce. 22 secondi ancora da giocare, adesso è Scandiano a poter gestire, qui Busani si è ritrovato la palla a 2 passi dalla porta difesa di Dimone, non l'ha inquadrata. 10 secondi alla chiusura di questa prima frazione, vediamo se Seregno tenta una conclusione, dovrebbe essere così. Pasquale dalla distanza non inquadra lo specchio e allora arriva la sirena, si chiude qui la prima frazione di Scandiano Seregno. Sì, forse Anzi, deve no. fischiare. Doveva fischiare, esatto, perché è uscita per qualche secondo prima. Finisce 2-0, come detto, doppietta di Stefani finora, comunque una buona gara per Scandiano che si è dimostrato ordinata sia in attacco che in difesa. Seregno, come dicevi tu, forse è partita bene e pian piano la distanza si è un po' spenta. Sì, dopo ha prevalso la squadra di Enrico Mariotti, poteva triplicare Busani alla fine, ha sparato alto e vedremo come sarà il secondo tempo. Sono molto curioso per vedere anche come la tenuta atletica delle 2 squadre e come sarà la reazione del Seregno, che prevedo ci sarà. E allora ci fermiamo qui, ovviamente per l'intervallo, e poi torniamo per il secondo tempo di Scandiano Seregno.
Amici di Hockey FISR, canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, torniamo sempre in diretta dal Pallaregnani di Scandiano per la seconda frazione di questa sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A2, Girone A, Scandiano-Seregno. Match che si è chiuso nella prima frazione col risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, con la doppietta di Andrea Stefani, che adesso è già al centro della pista pronto a rimettere in gioco. Andiamo a vedere quelli che saranno i due quintetti che ripartiranno in questa seconda frazione, con Raveggi, Niccolò Busani, Deinite, Roca e Stefani per quanto riguarda Scandiano. Dall'altro lato per Seregno c'è Dimone, Fiazza, Cirino Diaz, poi Tessarolo e Pasquale, quindi questi quintetti che riprenderanno il gioco dopo un primo tempo in cui Scandiano ha trovato il doppio vantaggio e quindi tutto pronto col signor Marcello Di Domenico a fischiare e Jacopo Raveggi che va a guadagnare il proprio posto all'interno della porta difesa da Scandiano. Si riparte in questo momento, è cominciato il secondo tempo di Scandiano-Seregno con Leandro Roca a portare palla, poi Busani, Deinite sfrutta il blocco di Stefani e prova ad avanzare, poi la mette dentro per Busani che non riesce a deviare e allora si riparte ancora con Tessarolo, Pasquale, Cirino Diaz, Pasquale e poi Tessarolo. In mezzo sfiorata qui da Pasquale e allora può ripartire con Busani. Scandiano si ferma il numero 5, torna indietro e va da Davide Deinite. Roca prova ad evitare un avversario, poi Niccolò Busani ancora all'indietro per Deinite, attacca Scandiano, 20 secondi per chiudere l'azione offensiva. Busani, Deinite, palla che rimpalla e ancora tenta la giocata Busani, poi recupera Pasquale, Enea Pasquale e può ribaltare il fronte Seregno che resta in zona d'attacco con Tessarolo, Pasquale verso Cirino Diaz, ancora per Tessarolo, deve uscire dalla propria metà della pista il numero 7 che conclude, non inquadra lo specchio e poi Pasquale, 20 secondi per Seregno per chiudere questa azione offensiva. Palla in mezzo per Tessarolo che non riesce a concludere grazie al disturbo della difesa di Scandiano, poi conclusione così così e allora si riparte con Stefani che finora decide il match con la propria doppietta. Roca adesso pressa un po' tutto campo Seregno, Deinite la conclusione, respinta ancora Scandiano. Roca, Busani e poi Stefani. Adesso prova a muovere la difesa Scandiano. Busani in mezzo, respinta di Dimone. Resta lì la palla, ancora a disposizione della formazione padrona di casa. Stefani per Roca. Poi Deinite, 22 e 25 da giocare in questa seconda frazione. Roca avanza, poi tocca fermarsi, l'angolo destro della pista. Niccolò Busani, ancora Scandiano. Conclusione dalla distanza, respinta da Dimone e può ribaltare il fronte Seregno con Cirino. Il tocco qui di Roca che interviene e poi recupera Deinite. Roca ancora verso Stefani, poi Deinite. Stefani, così il controllo, torna nella propria metà della pista, poi Busani. Qui sbaglia Deinite, allora può ripartire in contropiede Seregno con Fiazza che cerca un compagno, qui chiedeva il fallo Cirino Diaz. Roca ancora prova a sfruttare il blocco portato da Stefani, poi Busani supera la metà della pista e va da Deinite. Stefani, Busani, Roca
20 secondi qui per chiudere per Scandiano. Va giù Denite, poi Roca in mezzo a due, tocco di Dimone e Seregno che può ribaltare velocemente il fronte con Fiazza. Il tocco qui di Denite, palla che rientra nella pista, c'è ancora da giocare. Denite va giù, non c'è nulla e allora può ripartire Scandiano con Stefani, si ferma, torna indietro da Roca che può arrivare a tutta velocità. La conclusione fermata lì da Dimone, ma partenza Sandro vivacissima, insomma ha caratterizzato anche il primo tempo questo andamento. Sì, Seregno ha cambiato pelle quando è entrato in partita, subito ha avuto due occasioni abbastanza grosse davanti alla porta di Jacopo Raveggi, poi Scandiano comunque è stato bravo a sapere resistere e andare in contropiede, un po' di imprecisione in questa fase. Ora Seregno cerca di impensierire ancora la squadra in maglia gialla, stasera maglia gialla per il centro Palmer, Roller Rocky e Scandiano. La prima volta che vedo la maglia gialla, una maglia praticamente inusuale, quella del Palleregnano. 20-13 da giocare, 2-0 in virtù delle reti realizzate nella prima frazione di gioco da Andrea Stefani. Andrea Stefani, a chi gli diceva che aveva il problema del gol, stasera ne ha realizzati due e di buon auspicio per l'inizio della stagione. Ora cerca ancora il tiro dalla distanza Tessarolo, niente da fare, lo stesso Andrea Stefani che recupera palla, Seregno marca sempre alto a uomo, proprio non lascia respirare in questo secondo tempo, sta dando tutto. Probabilmente il coach Giaroni avrà parlato con i suoi, avrà detto di iniziare subito a sprombattuto contro Scandiano che comunque è riuscito a limitare per adesso gli attacchi della squadra bianco-verde Brianzola. Ora Dimone a gestire un contropiede con Sirino, tiro dalla distanza di Sirino, ancora sulla ribattuta, sul rimpallo, ci va per un pallonetto, poi Deniti gli sfrana addosso causando il quinto fallo di squadra. Applausi per Deniti per un intervento prima su un tiro, si è immolato, è stato bravo dal punto di vista difensivo a non permettere la conclusione al suo diretto avversario. Ora ci riprova e ne ha Pasquale, l'unico innesto di questa squadra già rodata dell'anno scorso di Luca Giaroni. Fiazza dalla distanza, cerca un tiro di conclusione un po' velleitaria, preda del controllo di Busani che alza la testa, cerca qualche compagno, lo trova in Deinite, un Deinite molto motivato in questo inizio di seconda frazione di gioco. Busani, lato sinistro, scarica per Roca, ancora Deinite, cercherà soprattutto la sua conclusione da fuori, ora cerca di mettere in mezzo la palla, non riesce, la deviazione sotto porta di Busani. Dall'altra parte Stefani, sempre gran corsa del 6 in maglia gialla, dalla distanza si prova quindi Deinite, un ripallo favorisce ancora il galiziano Alex Roca, poi Deinite è libero solo davanti alla porta, viene visto da Roca ma la palla non giunge a destinazione, quindi dall'altra parte siamo già con Pasquale che cerca la palla in mezzo per il taglio di Fiazza. Bravo Busani a capire tutto, a mettere la palla in mezzo per Deinite in questo 3 contro 2, ancora contropiede dall'altra parte Sirino, palla dentro, niente da fare per Fiazza che riconquista palla, va al tiro, si immola un'altra volta, la seconda Deinite, poi qua forse spinge, Di Domenico non è d'accordo con le proteste della panchina Brianzola. C'è un attimo di tregua veramente, salvo sono due squadre che si affrontano a viso aperto, con Scandiano fortunatamente in vantaggio 2-0. Assolutamente sì, insomma finora gara molto vivace, soprattutto in questo secondo tempo, subito ribaltamenti di fronte molto veloci, intanto attacca Scandiano con Niccolò Busani all'indietro per Deinite, poi cerca e trova Stefani che aggira l'avversario, poi fermato dal ritorno di Pasquale, ancora il tocco di Dimone ad allontanare, può distendersi adesso Seregno con Tessarolo che si ferma, evita un avversario, poi Pasquale, Deinite recupera palla qui Scandiano, 17 e 11 da giocare in questa seconda frazione, sempre 2-0 il risultato per i padroni di casa con doppietta di Andrea Stefani. È rientrato intanto Andrea Beato, è uscito Niccolò Busani. Roca, Stefani, gestire palla, poi cerca Roca che ha un po' di spazio, può provare a girarsi, Roca la conclusione, rimane lì, Dimone, poi Roca! 3-0, arriva il primo
la prima marcatura stagionale per Alejandro Roca, e qui è stato bravo a tornare sulla prima conclusione dopo un bel gioco per evitare un avversario. Intanto c'è la chiamata di time out, se non andiamo errati, e quindi ci si ferma. Però è stato bravo qui Alejandro Roca, perché dopo aver superato l'avversario ci ha creduto, perché c'è stata una prima respinta di Dimone e poi ha mandato la palla in fondo al sacco per il 3-0 di Scandiano. Determinante andare sulle seconde palle sempre, anche a metà campo. Stavolta era in area di rigore, forse poteva fare qualcosa di più la difesa del Seregno dopo la prima conclusione, che è stata molto bella perché è stata accompagnata verso la porta. È stato bravo Dimone, però non è stato abbastanza, perché il Galiziano gli ha questi numeri qua. Cosa curiosa, segnano i giocatori che di solito segnano di meno, perché Roca, ricordiamo, l'anno scorso 3 gol, se andiamo a vedere Busani, Dei Nite, Barbieri, tutti 18, 17, 19 gol, quindi per la statistica diciamo che segnano i giocatori che di solito segnano meno. Adesso vediamo questo time out chiesto da Giarroni se porterà frutti alla squadra brianzola, che sotto di 3 gol a 16:46 dal termine, quindi si mette male per il momento per la squadra maglia bianco-verde. E allora si ritorna in pista, Scandiano con Raveggi, Beato, Stefani, Barbieri e Roca, Seregno con Dimone, Pasquale, Marco Tremolada, Baghi e Cirino, che qui prova la giocata proprio davanti alla porta difesa da Raveggi, non riuscendo a concludere. Poi c'è un fischio, infrazione commessa da Cirino Diaz e palla di nuovo a disposizione di Scandiano. Roca porta palla dall'altro lato della pista, aggira la porta difesa da Dimone per muovere la difesa di Seregno, che comunque finora si sta comportando discretamente. Stefani si ferma ancora, Stefani evita e poi trova il poker. Terza marcatura di Andrea Stefani quando mancano 16 minuti e 9 secondi alla chiusura di questa seconda frazione. Qui insomma Andrea Stefani, Sandro, ha mostrato tutte le sue qualità, tripletta e finora direi migliore in campo assoluto. MVP fino a questo momento, nulla da dire, in fase realizzativa mai visto uno Stefani così, veramente in fase di preparazione lo è sempre stato, a gamba, tecnica, a tutto per essere un grande giocatore. Gli mancava il gol, che non sia di buon auspicio per la sua carriera, soprattutto anche personale, a livello personale. Questa tripletta in questa prima a Scandiano, veramente questo è un gran gol, veramente l'ha piazzata bene dopo aver lucidamente superato l'avversario con una grande tecnica. Ora ci prova Lollo Barbieri, la palla che sfila, poi la va a riprendere lo stesso 29 del Roller Hockey Scandiano, poi si incontra, si scrocia tra virgolette con Pasquale, nulla di fatto, l'arbitro lascia correre, buona anche la direzione di Di Domenico, che diciamo ha lasciato correre molto. Questo a me piace molto nell'hockey, l'hockey non spezzettato. 15-20 da giocare, Scandiano avanti 4-0, bella palla ora per Cirino, che forse si complica la vita cercando questo sottogamba. Attento Raveggi che manda ora in contropiede Barbieri, che ci prova, va in solitaria, non riesce a concludere perché comunque il campo si stava accorciando. Poi ancora Andrea Stefani, dà dell'entusiasmo, ora è troppo solo, non riesce, se la sente di concludere, lui che tra l'altro è sempre molto altruista. Ora quando è andato in proprio ha fatto veramente male. Ora lo spagnolo Alex Roca per Beato, vediamo se Scandiano continuerà ad attaccare o comincerà a gestire il possesso. Ora bella palla di Beato per il taglio di Roca, non riesce ad andare a concludere. Poi Roca ha cercato il guantone di Dimone, però il fallo di squadra per questa trattenuta, sesto fallo di squadra. E sì, Scandiano sul 4-0 non deve abbassare la guardia, perché le partite vanno giocate sempre fino all'ultimo e sappiamo che possono cambiare da un momento all'altro, basta l'inerzia negativa di un paio di gol e può cambiare tutto. Assolutamente, poi c'è da giocare ancora tanto, 14:30 in questa seconda frazione. Intanto rientra anche il capitano della formazione ospite, Luca Tremolada, quindi Tremolada, Pasquale, Dimone, Vaghi e
Marco Tremolada, quindi entrambi Tremolada in campo. Pasquale, Luca Tremolada, poi ancora Pasquale, prova a liberarsi e va a servire Baghi. Tremolada ancora sfrutta il blocco di Marco Tremolada, poi rimette in mezzo, non riesce a intervenire nessuno e allora riparte ancora Seregno. 10 secondi per chiudere questa azione offensiva con Marco Tremolada che prova a liberarsi per la conclusione. Qui Raveggi forse l'ha deviata. Luca Tremolada, anzi no, 2 secondi per chiudere l'azione. Conclusione respinta qui di Raveggi. Conclusione dalla distanza di Pasquale, controllabile, gestibile per Raveggi che ha respinto. Intanto ancora Seregno. Qui Raveggi attento ancora su un tentativo di Marco Tremolada. Va in contropiede Scandiano con Barbieri che aggira, anzi no, poi si ferma alle spalle della porta di Dimone. Attende il compagno, arriva Roca a supporto, allora lo va a cercare Barbieri, lo vede e lo serve. Roca gira su se stesso, dentro per Barbieri, qui buono il tocco di Roca, poi Dimone, rimpallo addosso a Barbieri, palla che resta in pista, poi Barbieri prova a recuperare palla, qui gli dice di rialzarsi Di Domenico. E allora Marco Tremolada si ferma all'indietro per Pasquale. Poi Baghi. Il tocco all'indietro per Pasquale. Marco Tremolada. Prova a guadagnare il centro della pista, va a servire Luca Tremolada. Poi Pasquale. Marco Tremolada. La conclusione che non inquadra lo specchio. E allora si torna da Pasquale. Marco Tremolada prova ad evitare il tocco di Stefani, poi la respinta di Raveggi, palla che rimane lì, ferma tutto il direttore di gara. Rimasto a terra Raveggi dopo aver subito il colpo. Possesso che verrà deciso con una palla 2 tra Roca e Tremolada. Recupera Scandiano che riparte con Beato. 12:26 da giocare. Il tentativo di Beato verso Barbieri. Ha recuperato palla però Seregno. Baghi prova ad attaccare adesso la formazione brianzola. Non riesce a concludere Luca Tremolada e si riparte con Roca che cerca subito Barbieri dall'altro lato, poi recupera Seregno che qui però non riesce ad arrivare a una conclusione pulita. Luca Tremolada torna indietro, va a servire Fiazza che è rientrato poco fa. Baghi, ancora Fiazza, è uscito Pasquale, ne è Pasquale, ancora Fiazza verso Luca Tremolada. Scambio con Baghi e poi Luca Tremolada può provare a liberarsi per la conclusione, non ci riesce. Mancavano 9 secondi sul cronometro dell'azione offensiva e allora si riparte però con Scandiano che ripulisce il possesso. Barbieri può provare ad andare via, Fiazza la tocca, poi arriva Deinite che va a recuperare palla, ma è bravo qui Fiazza a ripulire e a recuperare palla. Marco Tremolada evita e conclude. Raveggi qui bravo e attento nella respinta, chiedeva forse un tocco di un avversario. Qui recupera ancora Deinite, una palla quasi persa e resta ancora in zona d'attacco Scandiano con 32 secondi sul cronometro. Deinite, anzi Barbieri controlla e adesso serve Deinite che va a girare, poi si ferma, palla che rimane lì. Deinite prova la conclusione, respinta di Fiazza, ancora Deinite chiuso da Fiazza e Baghi, interviene Barbieri, palla che arriva dalle parti di Roca. 9 secondi per concludere, 5 da questo momento. Roca entra dietro la porta di Dimone, tenta la conclusione ma palla recuperata da Seregno. Fiazza, 10:20 sul cronometro di gioco. Marco Tremolada all'indietro da Fiazza, poi Baghi, ancora Fiazza, Marco Tremolada aggira la porta di Raveggi, va giù, qui c'è il contatto falloso e c'è il rigore probabilmente perché era
all'interno. Dovrebbe essere stato all'interno, infatti così è, dell'area, anche se dovrebbe essere Fiazza a tentare la conclusione con Raveggi che intanto ne approfitta per andare a bere. Scorso anno 3 su 4, statistica che adesso qui accanto a me Sandro Rainieri aveva già preparato, perché evidentemente già sapevi che sarebbe arrivato questo momento. Ci sarà rigore per Seregno con Mauro Fiazza sul punto di battuta. 10 minuti e 3 secondi da giocare in questa ripresa. Fiazza contro Raveggi. Tutto pronto. Va Fiazza, la respinta di Raveggi. Ancora Fiazza, può riprovarci, non inquadra lo specchio. E allora Sandro, c'è statistica da aggiornare. Intanto c'è un contropiede veloce di Scandiano dall'altro lato. Lascia correre perché è ancora possesso di Scandiano. Barbieri, Beato, e allora Scandiano riparte. Aveva provato il contropiede, la formazione di coach Mariotti. Qui Barbieri va giù, fallo numero 3 commesso da Seregno. Allora Sandro, tornando al rigore in precedenza, insomma, bravo Raveggi, così la conclusione di Fiazza, ma bravo Raveggi in entrambe le conclusioni. Difesa scandianese molto brava questa sera, e anche bravo Raveggi che ha concesso veramente poco, ha parato quello che c'era da parare, non ha fatto interventi spettacolari, ma ha sempre chiuso ogni varco. E Fiazza ha fatto 18 gol l'anno scorso, lo aspettiamo ancora stasera, ha sbagliato il rigore, è un talento, lo conosciamo e quindi ci aspettiamo molto da lui. Scandiano adesso la partita si è un po', non dico incattivita, ma è molto gagliarda, diciamo, molto contatto fisico e giustamente sì, il Seregno non lascia un centimetro, deve essere così. Ora per una brutta palla Barbieri va in contropiede Vaghi, viene chiuso in maniera efficace dalla retroguardia rossoblu da lontano, Tremolada fuori di pochissimo. Seregno ovviamente non ci sta a perdere così e vuole almeno accorciare le distanze, almeno comunque finire in maniera dignitosa e gagliardo, come abbiamo già detto. Ci riprova Fiazza, cerca l'angolo basso, finisce fuori il tiro. Scandiano non deve cadere in provocazioni, deve giocare sempre, è in vantaggio di 4 reti a 0 e quindi deve comunque gestire un po' il possesso, anche le energie fisiche e nervose che ci saranno sicuramente questi 8 e 10 da giocare di questo finale. In vantaggio per 4 a 0, super partita di Stefani, ora un possesso di pallina, viene di fatto escluso dal gioco dei Nite che se ne sta nella sua area, un 3 contro 3 di fatto. Busani, tiro di Busani rimpallato da Dimone, ancora Busani ci mette un po' troppo a recuperare la pallina, quindi niente di fatto. Poi Beato cerca di superare il suo diretto avversario, nella fattispecie Marco Tremolado che va in avanti, poi cerca una conclusione, un pochino arrivato in fondo col fiato corto e quindi nulla di fatto. Ancora Raveggi attento dei Nite sulla sinistra, poi all'altra parte ancora l'intervento efficace di Tremolada e Fiazza, che sicuramente dopo un time out soprattutto Giarroni ha registrato i suoi. Ricordiamo comunque Fiazza forse ha difficoltà a segnare perché Raveggi lo conosce molto bene, vengono da Lodi, tutti e due hanno giocato tanti anni insieme, come suggerisce anche l'amico Paolo Virdi che ci sta sentendo. Dalla una mano cerca la conclusione Marco Tremolada, nulla di fatto, non parte il contropiede scandenese anche perché mancano 7 minuti ed è in vantaggio 4 reti a 0 e quindi bisognerà appunto gestire energie fisiche e mentali. E allora Scandiano qui che intanto va a recuperare palla con Beato, ancora ad attaccare la formazione di coach Mariotti. 6 e 46 da giocare. Dei Nite cambia gioco e va da Niccolò Busani, poi Stefani, Beato, ancora per Stefani che prova con l'altruismo qui, in questo caso forse poteva andare alla conclusione ancora Andrea Stefani. Qui la respinta e palla che torna nel possesso, nella disponibilità di Scandiano.
che attacca con 4 gol di vantaggio, qui non riesce nella deviazione Niccolò Busani. Allora va dall'altro lato Fiazza, concludere, spinta di Raveggi, poi frana sulla porta Stefani, attacca in 2 contro 1 Scandiano, qui Busani non riesce a servire De Nite e allora torna indietro. 35 secondi per chiudere questa azione offensiva per Scandiano. Beato prova a gestire palla, fermato a Tremolada, poi De Nite. Beato recupera Seregno con Fiazza verso Marco Tremolada che cerca un servizio per un compagno ma trova Niccolò Busani che può andare dall'altro lato da solo in contropiede contro 2, la perde e Seregno recupera con Alberio che è rientrato dopo aver giocato pochi istanti nella prima frazione. Era uscito per cartellino blu per un fallo ai danni di Barbieri. Tremolada scambia con l'altro Tremolada in campo, Marco che gestisce, palla che torna dalle parti del capitano di Seregno, Luca Tremolada. Poi Marco Tremolada. Scambia ancora tra i due. Il numero 33 prova ad attaccare. Chiuso con decisione da Stefani. Palla che rimane lì. 6 secondi, poi però ferma tutto Scandiano che qui rischia di perdere. Palla con Raveggi che rilancia dall'altro lato della pista. Luca Tremolada avanza, prova a liberarsi di Beato che riesce a intervenire. E allora in contropiede, 3 contro 1. Stefani, Busani, no, non arriva in fondo con il contropiede. Qui altra ripartenza che Scandiano poteva gestire un po' meglio. Forse questo può essere un aspetto su cui c'è da lavorare ancora un po', ma ovviamente siamo al primo impegno stagionale. Tremolada, conclusione che non inquadra lo specchio. E allora recupera qui Fiazza, poi la perde a tutta velocità De Nite. Riesce anche ad andare a guadagnare un fallo e arriva a time out di Scandiano. Finora c'è da dire, Sandro, insomma, sicuramente il risultato sorride a Scandiano, ma forse un po' troppe ripartenze sprecate, c'è da lavorare su questo, ma lo capiamo, siamo al primo impegno stagionale. Sì, un po' di imprecisione, poi, come dicevo prima, i ragazzi che hanno fatto tanti gol lo scorso anno, quest'anno non hanno ancora segnato, e vedo che hanno una voglia incredibile di farlo, e questo porta anche a delle imprecisioni e qualche egoismo che prima non c'è stato quando si doveva raggiungere il risultato, cosa che è avvenuta, mancano pochi minuti. Dovrebbe succedere un miracolo per Seregno, siamo onesti, perché comunque è una squadra molto stanca, anche adesso dei talenti ne ha, saprà coltivarli Luca Geroni, che è un ottimo tecnico, viene da Lodi anche lui, lo ricordiamo, e farà sicuramente un campionato buono, perché comunque la stoffa c'è, e stasera comunque ha trovato uno Scandiano in ottima forma, perché va detto, la squadra di Mariotti stasera molto solida, in difesa ha concesso pochi errori, anche in fase di impostazione, pochissime palle perse, non ho visto neanche, e anche i tentativi di andare in proprio, delle azioni personali sono stati abbastanza mirati, al di là di qualche imprecisione che è avvenuto nell'ultimo quarto di pista, diciamo. Poi per il resto comunque ha condotto una gara positiva. E allora 4 minuti e 6 secondi da giocare, intanto c'è un po' di confusione, cartellino blu per De Nite. Non abbiamo onestamente capito il perché. Non aveva ancora ripreso il gioco, non era ancora ripreso, quindi adesso Scandiano che giocherà con in inferiorità numerica. Anche se il possesso dovrebbe essere ancora di Scandiano, non abbiamo capito se è stato dato. Ha partecipato di fatto al time out dei Nite, è stato ripreso da Di Domenico e gli ha dato il cartellino blu, e adesso è nella sede dei cattivi e di fatto c'è questo power play per il Seregno, a favore del Seregno, senza ovviamente il tiro diretto perché è venuto a gioco fermo. Esatto, era già ripreso solo per De Nite il gioco e quindi per questo è arrivato il cartellino blu, quindi Scandiano che al momento è con l'uomo in meno, anche se aveva il possesso fino a qualche istante fa. Adesso Seregno può provare a costruire qualcosa visto il vantaggio numerico in campo. Fiazza, scambio prolungato con Marco Tremolada, qui rischiano
troppo, e poi Roca prova ad andare via. Roca può provare la conclusione, va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, è rimasto e si è fatto probabilmente male a una mano Dimone. Intanto prova a rimettersi in piedi. Seregno è già dall'altro lato con Luca Tremolada, scambia con Marco Tremolada, qui adesso deve provare Seregno una conclusione, va a toccarla Raveggi e allora riparte il cronometro. Fiazza, Luca Tremolada, ancora per Fiazza, qui Seregno che però non sta spingendo troppo sull'acceleratore. La conclusione di Marco Tremolada respinta da Raveggi, passato già un minuto sul cartellino blu per De Nite, qui la respinta di Raveggi, ancora Luca Tremolada e ancora Scandiano a salvarsi, poi Roca, la caccia della palla, poi direttamente in out Dimone che chiede di fermarsi un attimo perché ha bisogno di andare a farsi spruzzare un po' di ghiaccio. Il colpo precedente sull'azione con Roca che aveva attaccato, però Sandro, insomma, Scandiano sembra che stia gestendo bene l'uomo in più. C'è anche da dire che Seregno forse è un po' indecisa nell'andare a concludere, lo ha fatto solo con Luca Tremolada che infatti ha portato qualche rischio a Raveggi. Sì, è il primo power play di fatto di questa partita per Seregno. Sono molto curioso di come le affrontano le squadre perché ognuno ha il suo metodo. In questo caso non ha fatto vedere ancora niente. Vediamo se ne avrà l'opportunità, perché ora la palla viene data sempre al giocatore che la sa tenere meglio, in questo caso per Scandiano è Roca, e ora la perde, andrà sicuramente a rimettersi a triangolo per questo attacco della squadra brianzola. Ci prova Tremolada che trova il fratello dall'altra parte, riesce a concludere ma fuori, quindi a buon gioco ancora il galiziano che è raddoppiato ovviamente, perché Seregno è vero che non vincerà questa partita, ma almeno un gol lo vorrà segnare. Per l'impegno che ha profuso lo meriterebbe anche onestamente. Seregno, piazza storica, lo ricordiamo, società un po' fallita e rinata tante volte, e ricordiamo che Enrico Mariotti vinse l'unica stecca d'oro con 94 reti a Seregno, quindi è una statistica che comunque vale la pena ricordare. 2:15 ancora da giocare. Stefani, l'ombra del partito, l'MVP di questa partita, autore di 3 gol in possesso di pallina, ora la perde. Fiazza per Marco Tremolada, tiro ancora Raveggi, stavolta insuperabile, e è entrato ora il quarto uomo per Scandiano, nella fattispecie Lollo Barbieri, ritorna al 4 contro 4 per questo ultimo minuto e 50 da gestire, con il vantaggio di 4-0 per Scandiano. Eh sì, Seregno che quindi non è riuscito a concretizzare il vantaggio numerico. Si va verso la chiusura di questo secondo tempo. Stefani ancora ad attaccare, poi recupera palla Seregno con Alberio. Marco Tremolada gestisce, poi torna da Luca Tremolada. Fiazza avanza, supera la linea di metà pista, prova una conclusione che non inquadra la porta difesa da Raveggi. Poi Beato qui esagera un po' e va a perdere possesso. Fiazza all'indietro per Luca Tremolada. Marco Tremolada. Fiazza, 30 secondi per chiudere questa azione offensiva per Seregno. Marco Tremolada prova ad avanzare, mezzo per Fiazza, la respinta di Beato, poi interviene Barbieri, non c'è, anzi c'è il fischio del direttore di gara, chiama time out coach Mariotti con il quinto fallo di Seregno. Ti chiedo un breve commento, insomma, Sandro, anche sulla prestazione di Seregno, che comunque anche sotto di 4 gol, forse un po' di indecisione davanti alla porta, ma ha tentato e sta dimostrando di esserci in partita fino alla fine. Un po' mi stupisce perché non il fatto che non molli di un centimetro lo sapevo, perché questo è lo spirito di Luca Giaroni, l'ho visto anche quando allenava Lodi, pretendeva e otteneva tanto dai suoi. Mi stupisco degli 0 gol, tanto di cappello alla difesa di Scandiano, tanto di cappello a Raveggi, però questa è gente che segna, perché dicevamo Fiazza 18 gol l'anno scorso, Mattia Cirino 12, cioè, il potenziale ce l'ha, però effettivamente ha creato, ma pensavo qualche cosa di più. Per quanto riguarda dal punto di vista dell'impegno e anche comunque del gioco, non mi è dispiaciuto Seregno, anzi.
E allora si rientra in pista per gli ultimi 55 secondi e 40 con Scandiano. Potrà andare a chiudere in possesso, anche se c'è una discrepanza di 10 secondi con il cronometro. Va giù Fiazza, riparte Scandiano, Rocca si ferma e poi va a cercare Stefani, gestisce, poi quasi un passaggio per Dimone. E allora riparte Seregno con Tremolada, Marco Tremolada. Cerca un compagno, non riesce a trovarlo e allora Scandiano avrà l'ultima opportunità. 3 contro 1, Rocca per tocco di Barbieri, respinta di Dimone. Bravo qui Marco Tremolada, che forse va anche a guadagnare un fallo. C'è il fischio e attenzione perché arriverà un cartellino probabilmente per Barbieri ed è cartellino blu, perché qui è stato un colpo a palla lontana la palla non era molto lontana, ma in realtà Barbieri non poteva più recuperarla, ha colpito Alberio, e direi che per questi ultimi secondi, insomma, giusto il cartellino blu, poco da dire. Sì, nessuno vuole colpire in testa un giocatore, su questo sono sicuro. Diciamo che è stato un po' scordinato nel movimento, l'ha preso, sembra tutto a posto, per fortuna lo vediamo rialzarsi con il suo gambe, però non vediamo se... No, non ha sangue, no, lo vedevamo, se no sarebbero già entrati i sanitari. Giusta questa punizione per il 29 in maglia gialla, e ora Tremolada avrà l'opportunità almeno di segnare il gol della bandiera. È assolutamente così. Allora Marco Tremolada contro Jacopo Raveggi per provare, quando il cronometro è azzerato in realtà, quindi probabilmente alla fine di questa azione finirà il match. Marco Tremolada conclude e va ad accorciare. 4-1. Si arrabbia Raveggi perché sperava di prenderla, ma d'altronde è così. E allora, come avevamo detto, era a zero il cronometro e quindi finisce qui con il rigore, la conclusione di Tremolada, che porta sul 4-1 il risultato finale. Ti chiedo un commento finale su questo match. Vittoria per Scandiano, Sandro, vittoria netta, è arrivato solo nel finale il gol di Seregno. Parte bene la stagione della formazione di coach Enrico Mariotti, un po' meno invece quella di coach Giarone, perché insomma Seregno è vero che ha trovato la marcatura nel finale, poteva fare forse qualcosina in più in fase finalizzativa. Sì, Scandiano partiva un po' più favorita rispetto a Seregno, ha dimostrato sul campo di avere vinto meritatamente, ha gestito bene la partita, non ha avuto fretta. Una volta raggiunto il vantaggio l'ha consolidato e l'ha legittimato, quindi grande prestazione di Stefani, lo sottolineiamo perché 3 gol per lui di ottima fattura e un'ottima solidità difensiva. Sono state queste le 2 armi che hanno permesso a coach Mariotti di vincere questa partita. Bravi veramente, buon inizio. E allora può essere davvero tutto dal Pallaregnani di Scandiano, mentre le 2 squadre si salutano e poi ovviamente verranno a salutare i propri sostenitori qui in tribuna. 4-1 questa prima giornata del Girone A di Coppa Italia Serie A2. Scandiano batte Seregno, le reti, tripletta di Stefani che ha segnato le prime 2 marcature di Scandiano, poi intervallate dalla marcatura di Aleandro Roca, che è l'altro marcatore di Scandiano. Il 4-1 è arrivato a cronometro praticamente azzerato e siglato da Marco Tremolada per Seregno quando la partita era praticamente finita. E quindi dal Pallaregnani di Scandiano, amici di Hockey FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, può essere davvero tutto per questa prima giornata della Coppa Italia Serie A2. Scandiano batte Seregno 4-1 da Salvo Fratello, e anche per Sandro Ranieri ovviamente una buona serata e restate con noi per i prossimi match della Coppa Italia Serie A2. Ciao!